Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live e siamo felici di iniziare insieme a voi questa settimana. Buon lunedì 8 giugno, iniziamo insieme, iniziamo in allegria e soprattutto iniziamo anche un po' in atmosfera vacanziera perché siamo nell'isola straordinaria di Favignana. Oggi come sempre viaggeremo nella nostra meravigliosa Sicilia a scoprire territori, a scoprire aziende, per parlare come sempre di quello che è il nostro grande incubatore di idee, ma soprattutto di impresa. Continuiamo a lavorare insieme, continuiamo a costruire ogni giorno e continuiamo a condividere perché noi ci piace parlare di noi, questa condivisione, questa voglia sinergica di portare avanti la nostra meravigliosa Sicilia, la sua economia, il suo territorio e come sempre con questo nuovo stile di vita che punta all'identità, alla qualità e alla provenienza. A noi piace iniziare in questo modo anche questo lunedì 8 giugno, diciamo grazie 237.853 volte grazie. Grazie come sempre, grazie ogni giorno, grazie per la vostra condivisione. Devo dire, continuano ad arrivare numerosissime le vostre mail che propongono nuovi progetti. E a proposito di progetti, devo dire che questa settimana si svilupperanno e avremo modo tra l'altro di leggerlo anche in notizie. Si sviluppano i protocolli, le intese, gli scambi, sono tantissime ormai le realtà importanti che collaborano con Io Compro Siciliano, ne parliamo sempre, abbiamo avuto con noi l'Enit di Mosca, abbiamo avuto con noi i nostri referenti in Svezia, abbiamo avuto con noi Milan Urban, abbiamo parlato di Slow Food, abbiamo avuto tante associazioni importanti di categoria, insomma è importante come sempre la rete, la sinergia per portare insieme avanti questo nostro progetto che porta il marchio di Made in Sicily, il brand siciliano come sempre tra tradizione e innovazione. Noi siamo pronti a iniziare questo bellissimo viaggio. Oggi vi portiamo nel territorio di Messina. Saremo esattamente in questa prima parte del nostro live a Roccalumera. A Roccalumera dove parlerò di un'azienda, mi piace per introdurla raccontare questo. Accade nel 2011 che un'antica azienda gestita da un anziano artigiano, un opificio, viene praticamente dismesso. A rilevarlo sono praticamente tre giovani imprenditori, ognuno come sempre con il proprio bagaglio professionale che decide di iniziare questa attività tradizionale, naturalmente poi cercando di portare innovazione con nuovi progetti di sviluppo. Beh signori, noi siamo felici di avere in questa giornata con noi Emanuela Russo e Katia Consentino dei Giardini d'Amore, produzione distillati e liquori. Buongiorno, benvenute e bentrovate. Buongiorno a Buongiorno. te, grazie di averci invitato. Beh, mi è piaciuto introdurvi proprio narrando questa storia perché mi piace partire proprio da questo. Innanzitutto il nome, Giardini d'Amore. Volevo ringraziare voi due che siete presenti per il nostro live, ma naturalmente il terzo componente della vostra azienda che è Giuseppe Piccolo, che è al lavoro, perché adesso spiegheremo tra l'altro durante il nostro racconto quello che accade all'interno della vostra azienda. Voi partite da una storia molto bella che è proprio quella legata al fatto di questo opificio gestito da questo anziano signore, arrivato a un certo punto necessariamente decide, visto che i figli non volevano un po' proseguire l'attività tradizionale del papà, di dismettere la propria azienda. Allora subentrate voi e ne date tra l'altro nel corso degli anni anche un'impronta forte. Nasce così Giardini d'Amore. Mi piacerebbe proprio iniziare da questo racconto legato al vostro nome, Giardini d'Amore.
Effettivamente è strettamente connesso il nome che abbiamo scelto per il nostro brand a quello che è stata la nostra storia, che è la nostra storia. Perché tutto comincia dall'azienda agricola del nostro socio, che in questo momento non è con noi, per trovare una forma imprenditoriale capace di trasformare la materia prima di sua produzione, perché ha anche degli IGP come il limone interdonato, che è un limone tipico della costa ionica messinese, trasformare questi prodotti e dargli anche una continuità, perciò superare solo il concetto del fresco e arrivare al trasformato. In corso d'opera abbiamo avuto il contatto di questo anziano artigiano che stava andando in pensione, i figli non volevano continuare l'attività del padre, per cui abbiamo detto perché no? E allora inizia un periodo di studio insieme a questo artigiano, perché sì, avevamo tutti delle competenze nel food and beverage, ma nessuno ancora si era cimentato nella produzione di liquori. Per cui abbiamo lavorato con lui per circa 6 mesi. Lui ci ha tramandato le sue ricette e le sue tecniche. Subito dopo noi abbiamo mosso i primi passi cercando di capire bene il mercato che ci circondava, e subito sono iniziate invece le nostre valutazioni, perché noi volevamo qualcosa di diverso, qualcosa che superasse il concetto classico di liquore artigianale, un po' troppo commerciale o comunque un po' troppo casereccio, ma volevamo sviluppare un progetto che fosse in grado di ridare una nuova identità a dei liquori che comunque hanno fatto la storia della tradizione italiana, cioè quantomeno hanno contribuito alla tradizione della tradizione italiana anche all'estero, perché se immaginiamo il limoncello, dico, è conosciuto dappertutto, quindi non è meno di altre categorie merceologiche, aveva bisogno di una nuova veste, un nuovo modo di essere concepiti, anche perché da lì i nostri studi ci hanno aperto le porte a molti altri settori, perché prima erano considerati solo dei fine pasto digestivi. In realtà i liquori riescono a coprire molte altre funzioni, sono degli ingredienti determinanti per la riuscita di un buon cocktail, possono essere dei regali assolutamente apprezzati per amici o cari in generale, e possono essere anche un regalo che si fa a se stessi per un momento di relax. Da qui da qui nasce la considerazione di Giardini d'Amore, cioè Giardini è sì l'azienda agricola, il giardino da cui tutto è cominciato, ma è anche uno stato molto personale, emotivo. Se pensiamo ad un giardino è sempre qualcosa di positivo, qualcosa che regala piacere, no? Benessere. E l'amore è quello che circonda noi e la natura, perché noi ci siamo dedicati ad un territorio cercando di sfruttare al meglio, perlomeno ci proviamo, quello che la natura ci sta offrendo, E io mi senza andare a guardare chissà cosa. Emanuela, fermo un attimino, innanzitutto perché arriva un bellissimo saluto da Sabrina Lovullo, i nostri amici che ci stanno seguendo in diretta, che scrivono tra l'altro durante la nostra diretta. Allora, Sabrina dice: buongiorno a tutti, è un piacere vedere tante donne siciliane imprenditrici brave, competenti e coraggiose. Beh, devo dire che grazie Sabrina, questo bellissimo messaggio è veramente un messaggio bello ed importante. Tra l'altro noi adesso svilupperemo anche un tema di approfondimento con voi proprio legato alle donne, perché voi poi vi muovete, ma lo facciamo fra poco, vi muovete, fate anche delle operazioni che diventano delle operazioni di informazione, anche di sensibilizzazione di alcuni messaggi importanti, appunto adesso lo diremo. Permettetevi, visto che ho fatto questo primo saluto, di salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta, grazie a Sebastiano Musarra, grazie a Loredana Cannova, grazie a John Blandi. John Blandi è un siciliano, un nostro amico del popolo di Io Compro Siciliano, che vive a New York, e dice: buongiorno Katiuska, buon principio di settimana, buona vacanza a voi, grazie. Ancora Sergio Pochini. John Blandi dice: oggi sei nel paese originario dei bisnonni di mia moglie, quindi Rocca Lumera è paese originario. Ecco, e quindi ci fa piacere, John. Roberto Cavallaro, Giovanni Misseri, grandi, ciao Giovanni.
Giovanni. Tra l'altro Giovanni è stato anche ospite da noi, lo avremo perché è importante anche lui che dia il suo contributo professionale. Paolo Intravaglia, buongiorno Paolo. John Blandi manda un saluto anche a Gabriele che vive proprio lì a Roccalumera, lui saprà chi è. Gaetano Rappa, ancora ciao e buongiorno. Bene, abbiamo salutato i nostri amici. Emanuela, tu adesso stavi parlando di materie prime. Sì, perché le vostre materie prime sono materie di innanzitutto del territorio, e continuiamo a parlare del territorio perché utilizzare materie prime del territorio è sinonimo di qualità, e quindi è sinonimo, diciamo, noi sempre quando c'è la qualità c'è l'eccellenza. Parliamo di questo, entriamo proprio nel vivo delle materie prime che voi utilizzate. Sì. Noi l'abbiamo scelto come politica della nostra azienda, quella di utilizzare delle materie prime di qualità, perché volevamo appunto creare dei prodotti che fossero che seguissero un protocollo qualitativo molto elevato. Non soltanto nell'aspetto estetico delle nostre bottiglie, ma soprattutto nella qualità tant'è che noi non utilizziamo né coloranti né stabilizzanti di alcun tipo, proprio per rispettare al massimo la materia prima che ci viene offerta dal territorio circostante. È vero che per molti prodotti noi riusciamo a chiudere la filiera, perché Giuseppe Piccolo produce buona parte dei prodotti che trasformiamo, a partire dal limone interdonato, il finocchietto selvatico, il figo d'India, però abbiamo, grazie alle nostre conoscenze in Sicilia di altre realtà, trasformiamo prodotti di altri agricoltori, come le mandorle di Avola o il pistacchio siciliano, che può essere di Bronte o di Raffadali, non ha importanza perché è assolutamente tutto di grande qualità. Cerchiamo di trattare quello che può essere un prodotto fresco e garantito, perché vogliamo lasciare fino alla fine di tutti i processi un prodotto naturale. Prodotti naturali, la qualità, il territorio. C'è Gaetano Rappa che in questo momento ci scrive filiera corta per la migliore qualità e freschezza, ed è quello tra l'altro che Manuela Russo ci stava proprio dicendo. Sempre Gaetano dice vive le donne e i giovani che possono cambiare la mentalità di questo grandissimo paese. Beh, Emanuela, io mi sposterei un attimino perché poi quello è, no? Sì. La tradizione, non c'è bisogno di inventarsi cose incredibili, ma a volte è sufficiente partire dalla tradizione e darle un'interpretazione che possa essere quanto più in linea con quello che stiamo vivendo oggi. Assolutamente. Questo utilizzare prodotti del territorio significa poi è un'occasione di rilancio per il territorio stesso, è un'occasione di sviluppo per il territorio stesso. Sicuramente è importante quello che diceva Emanuela Russo, è importante la tradizione, ma è importante anche l'innovazione, è importante quello che diciamo noi anche il modo poi di presentare il proprio prodotto sul mercato, e quindi tutto quello che riguarda il packaging, tutto quello che riguarda la comunicazione, tutto quello che riguarda la digital innovation, cioè tutto ciò che deve arrivare veramente in maniera capillare ai consumatori. Io di questo ne parlerei con Katia Consentino. Katia, parliamo proprio di quello che è l'immagine, la comunicazione, il brand siciliano. Allora, la comunicazione è fondamentale, questa è una cosa che è importante che tutte le aziende capiscano, dalle grandi alle piccole. Noi quando abbiamo creato Giardini d'Amore come brand, volevamo appunto avere un'identità che ci differenziasse dai liquori comunque più diffusi che c'erano in commercio, per cui quello passava anche dall'identità di brand, quindi creare un brand e registrarlo anche a livello europeo come abbiamo fatto noi e creare un'immagine che rispondesse esattamente alla qualità del prodotto. E i primi anni infatti in cui noi abbiamo lavorato con diciamo sulle orme del vecchio proprietario, quello che ci mancava era l'identità, cioè noi facevamo già un prodotto di qualità ma non aveva trovato una sua collocazione sul mercato perché mancava dell'identità, quindi c'è stato un lavoro di restyling in generale dei liquori che
abbiamo adottato, ma la creazione quindi di un brand, di una bottiglia particolare che fosse riconoscibile, ed è sempre importante però che le due cose vadano di pari passo. La qualità del prodotto deve essere rispondente all'immagine e viceversa. Non è inutile avere una bellissima immagine se poi dentro il consumatore trova un prodotto di scarsa qualità e quindi fa un acquisto magari di impulso una volta e poi non si fidelizza. Esatto. Quindi questo è importantissimo. E poi in generale noi abbiamo avuto insomma la fortuna di avere al nostro interno le competenze di comunicazione e di marketing, perché insomma io e Emanuela di questo ci occupavamo anche prima di diventare imprenditrici, e quindi abbiamo potuto mettere a frutto, poi abbiamo studiato tutti e due fuori, io sono stata anche 16 anni fuori per lavorare e poi sono tornata qui, e questa è una scelta molto coraggiosa, ma è importante che poi le competenze che abbiamo acquisito vengano diciamo, messe in pratica per il nostro territorio. E quindi la comunicazione è importantissima. Oggi chi non comunica non esiste, e penso che Io Compro Siciliano in questo stia facendo diciamo una grande opera in questo senso. Si sta comunicando il prodotto siciliano e tante realtà che magari noi stessi da vicini di casa non conosciamo. Talvolta a noi capita che magari ci conoscono a Milano più di quanto ci conoscano, non so, a Palermo, faccio per dire. Quindi e ora dire insomma, di prendere il tuo gancio sulla digitalizzazione, quello è importantissimo. Importante. Lo è in generale e in questo momento preciso. Ancora di più, esserci chiaro. sul web è a livello economico una spesa affrontabile. Un sito web, una pagina Facebook, Instagram sono degli strumenti insomma non troppo dispendiosi rispetto a una volta che si aveva solo la possibilità di comprare pagine di un quotidiano piuttosto che di riviste o la pubblicità in televisione, che insomma ovviamente la possono fare solo i grandi gruppi. Quindi anche se è poi importantissimo. È importante anche quello che, Katia, quello che stavi dicendo. È fondamentale, tra l'altro, oggi più che mai immaginare appunto di arrivare in maniera nuova, cioè quindi un sistema di comunicazione nuovo. C'è un messaggio che arriva da Giacomo Fiume e dice: viva le donne, soprattutto quelle di Giardini d'Amore. Ed ancora leggo in sovraimpressione questo messaggio di il Faraone Palermo che dice: buongiorno cara Catiusca, buongiorno a te caro Emanuela e Katia, avete detto una cosa bella, cioè partire dalla tradizione. Bravissimi. Sì. Ancora saluti da Vito Capizzi, ciao Vito. E poi Gaetano Rappa dice: il turismo enogastronomico può dare consapevolezza e grande conoscenza del territorio, ma soprattutto continuità fra chi produce e la richiesta da parte di chi, ritraendo nei propri territori, ricorda i sapori e aumenta la richiesta. Assolutamente d'accordo con Gaetano, assolutamente. Sì, certo. Noi abbiamo parlato, Katia ed Emanuela, abbiamo parlato quindi della tradizione, la tradizione che si rinnova, è importante la comunicazione, è importante la formazione, quello che Katia diceva poc'anzi. Noi poi alla fine veniamo da esperienze professionali che abbiamo avuto in giro per il mondo e abbiamo però, con una scelta consapevole, che è quella che noi diciamo sempre con Io Compro Siciliano, la scelta consapevole di costruire nella nostra Sicilia. Noi parliamo di formazione, parliamo di consapevolezza, parliamo di anche servizi che possono essere messi a disposizione delle aziende, e allora mi piacerebbe a questo punto introdurre con noi l'altro nostro ospite. Lui si trova a Barcellona, Pozzo di Gotto. Parliamo proprio di formazione, di consulenza, di servizi di sviluppo, e parliamo di e-Project Consult con Nino Pietrini. Nino Pietrini ci aspetta a Barcellona, Pozzo di Gotto. Buongiorno Nino, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno Catuccia, buongiorno Katia, buongiorno Emanuela. Beh Nino, quante belle signore ad accogliere Nino.
Senti Nino, mi piacerebbe subito entrare nel vivo prendendo un po' spunto da quello che diceva Katia Consentino poc'anzi. È importante la formazione, è importante immaginare di dare dei servizi di informazione, di comunicazione, la preparazione e anche con questa esperienza internazionale. Chi meglio di Nino Pietrini può spiegarci proprio questo? Parliamo di Project Consult. Innanzitutto anch'io sono un ritornato, anche io come Katia e Emanuela sono tornato perché credevo che un'attività di internazionalizzazione si potesse fare anche in Sicilia e si potesse fare anche a Barcellona Pozzo di Gotto. Nel momento in cui siamo rientrati ci hanno visto un po' come pazzi, cosa dovete fare a Barcellona, è impossibile sviluppare la vostra idea. Oggi è 11 anni che siamo a Barcellona Pozzo di Gotto, abbiamo uno staff internazionale di 14 persone. Facciamo formazione internazionale, facciamo consulenza a scuole e università in tutta Europa per sviluppare progetti di mobilità e di formazione in Italia. Abbiamo ogni anno circa 1000 studenti che vanno a fare appunto gli stage in diverse aziende, immaginate dalla parrucchiera al dentista. Quindi qualsiasi tipo di azienda. Abbiamo un network di quasi 500 aziende. Cosa molto bella aver incontrato voi di Io Compro Siciliano, perché spero che le nostre 500 aziende potranno in futuro includere le vostre aziende. Assolutamente. E quindi portare questa esperienza internazionale magari anche nelle vostre aziende. Cosa significa un'esperienza internazionale per un'azienda? Nel nostro caso è quella di ricevere attraverso uno dei programmi della Commissione Europea, perciò che può essere Erasmus, ma anche programmi finanziati attraverso i fondi strutturali dei vari paesi, ricevere appunto uno studente altamente professionalizzato perché proviene da studi specifici nel settore, o dall'università o dalle scuole di formazione, e inserirlo nel proprio organico e perciò farlo lavorare per un tot che va da 2 settimane a 6 mesi, e averne di beneficio il lavoro stesso del ragazzo, ma anche e soprattutto lo scambio, il diverso punto di vista. Immaginate in un settore come per esempio il marketing quanto bene può fare un punto di vista di un graphic designer svedese o di un esperto di comunicazione spagnolo. Comunque ci mette in una situazione che ci può far capire quali sono i punti forza della nostra azienda e cosa possiamo fare di più, e naturalmente poter usufruire appunto di questo aiuto che la Commissione Europea ci vuole dare attraverso questo tipo di fondi. Dal confronto poi la crescita, Nino, mi sembra un po', no? Quello che dicevo, confrontarci poi anche con diverse culture, no? È una cosa fondamentale anche per, così come dicevi adesso, poter confrontarci rispetto ai nostri punti di riferimento. C'è questo messaggio di Sebastiano Musarra, dice: speriamo che quest'opera di comunicazione di Io Compro Siciliano convinca i siciliani a consumare prodotti della propria terra. Assolutamente è importante quello che diceva adesso Sebastiano, ma anche quello che diceva adesso Nino Pietrini, che è quello di anche confrontarci con altre realtà. Mi piace molto partire da quello che è una scelta che voi avete fatto nella vostra azienda, Nino, perché voi all'interno della vostra azienda avete una molteplicità di dipendenti che provengono da ogni parte del mondo. Ti dicevo, siamo 14, di questi 14 solo 4 siamo italiani, abbiamo un po' una torre di Babele. Usiamo come lingua veicolare naturalmente l'inglese, il nostro lavoro è totalmente fatto in inglese, però immagina che lavorare insieme con diverse culture è un po', bisogna trovare un piano di equilibrio, perché molte volte piccole sfumature culturali possono portare o a un bellissimo progetto o a uno scontro catastrofico. Quindi il confronto culturale da noi è proprio tutti i giorni. Alla fine parliamo una lingua che, sì, parliamo inglese, ma mischiata con tantissime altre cose, perché
spesso non sappiamo magari come dire qualcosa, il collega polacco lo dice in polacco e perciò da quel giorno quella cosa si dirà in polacco. Senti Nino, ma perdonami, ma per quello che riguarda la gestualità, noi che i siciliani siamo un po', come dire, no? Cioè abbiamo questa cosa, abbiamo tante cose. Cosa succede con la gestualità? Perché i nostri gesti in realtà dall'altra parte possono essere compresi, no? Per esempio, i nostri gesti, quando noi pensiamo alla gestualità siciliana, o alla gestualità italiana in generale, li pensiamo come internazionali, perché noi pensiamo, se io faccio così, tutti quanti mi sanno dire che quello è buono. Non è vero. Se io faccio così a un polacco, non capisce, pensa che sono pazzo in un altro posto. Quindi la gestualità e quando fai così praticamente... No, una cosa che ci succede mettendo i ragazzi nelle varie aziende, spesso ci chiamano i datori di lavoro e ci dicono sta succedendo qualcosa di strano, non capisco, aiutateci. Poi andiamo a scoprire che la parrucchiera gli diceva alla ragazza vieni qua, e la ragazza polacca, per lei questo qui non è vieni qua, per lei è siediti. Quindi lei veniva chiamata e si continuava a sedere, quindi disperazione. Quindi questa gestualità che noi pensiamo internazionale, perché alla fine, vabbè, non ci capiamo parlando, ti faccio così e sicuramente hai capito. No. Infatti, non è così. Facciamo proprio un corso ai ragazzi, appena arrivano qui facciamo un corso che serve a ridurre il gap culturale, quindi proprio, e lì cerchiamo di spiegare, sentite, i siciliani gesticolano, se non avete capito chiedete, molte volte un gesto che nel vostro paese significa una cosa poi ne può significare un'altra o viceversa. Abbiamo anche tanti gesti in comune con la Spagna, per esempio, ma che significano tutt'altra cosa. Per esempio, per noi questa è paura, per lo spagnolo è pieno. Cos'è questo per uno spagnolo, Nino? Cos'è? È pieno di gente. Ah, ecco, certo. Tantissime. Noi abbiamo scoperti proprio tantissimi, perché ci sono, in 11 anni ci sono venuti, ci siamo scontrati con queste cose, con queste diverse culture. Oggi ti dicevo al telefono, spesso chiedo... Fermati, no Nino, fermati un attimo, ti interrompo, perché c'è Victor, speriamo di leggerlo bene, Milošević, dice forza Nino. Beh, penso che sia qualcuno dei vostri ragazzi, immagino. È vero. E poi permettimi anche, quindi ciao Victor, e poi permettimi anche, c'è Francesco Caravello, uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano, insieme a Davide Morici e Giuseppe Giorgianni, che scrive: buongiorno a tutti. Ciao Ciccio, la buona gestualità è sicilianità in purezza. Ciao Francesco. Tra l'altro ci sono anche bei messaggi che arrivano da Vito Capizzi sulla nostra tradizione. Bisogna partire dalle nostre radici, la nostra amata terra, prodotti anche siciliani tipici, insomma c'è veramente tanta partecipazione da parte dei nostri amici. Senti Nino, ci sono anche aneddoti molto carini, no, in questo tuo racconto della tua azienda, che riguardano anche un po' gli stage, così come tu dicevi, perché voi avete tanti rapporti internazionali appunto con le università, arrivano questi ragazzi, fanno i loro stage e, come dicevi ad apertura, dal meccanico a quelle che sono le aziende di vario genere, e accadono delle cose, anche qui degli aneddoti molto carini che mi piacerebbe che tu condividessi con il pubblico di Io Compro Siciliano. Innanzitutto una cosa che vorrei tenerci a dire è che i nostri stage sono possibili, vengono fatti in tutta Europa, però secondo me la Sicilia ha una marcia in più, perché il siciliano non ha paura di comunicare. Quindi nel momento in cui si trova di fronte a una persona di un altro paese, già il fatto che noi siamo il risultato di 12 dominazioni, quindi siamo noi già stessi abbastanza confusi, quindi ci viene facile comunicare con chi non parla la nostra lingua. Quindi uno stage di uno straniero che viene presso le nostre aziende a lavorare, noi non ci pensiamo che lo straniero non parla la nostra lingua, noi lo mettiamo al lavoro, cerchiamo di capire come possiamo comunicare. Tu li vedi che dopo 2 minuti hanno Google Translator settato nelle proprie lingue, parlano tranquillo. E ti dicevo, aneddoti ne abbiamo milioni proprio. Spesso portiamo i ragazzi a fare gli stage di meccanica in diverse officine meccaniche della città, e immagina lo svedese di turno che si chiama con un nome impronunciabile, e il meccanico ci dice: non ti preoccupare, non lo voglio sapere come si chiama, tanto poi lo do io il nome. E praticamente un po' si chiama Giovanni, si chiama Francesco, Sebastiano,
E questo ragazzo è felicissimo di chiamarsi Sebastiano, perché per un poco è tu sei Sebastiano. Integrazione, Sì, integrazione. Sebastiano. E come queste cose proprio veramente, veramente tante, ti dicevo, da quelle della gestualità o al discorso aziende che ci chiamano alle 9 di sera e dicono non capisco perché il ragazzo non se ne va, e poi chiamiamo il ragazzo e fa perché non te ne sei andato, e fa e come me ne vado se non mi dicono che me devo andare, cioè, quindi avrebbe dormito lì praticamente. E di queste cose proprio veramente ce ne succedono tutti i giorni. Meraviglia. Senti, io a proposito di un po' parlare anche di progetti, di bei progetti, mi piacerebbe adesso passare nuovamente a Giardini d'Amore. C'è mi piacerebbe trattare il tema perché voi, come dicevo poc'anzi, utilizzate anche delle forme di produzione di Giardini d'Amore che hanno però un messaggio sociale. Parliamone insieme. In realtà noi dopo 4 anni dal lancio del brand Giardini d'Amore, che già contava una linea composta da 7 liquori diversi, avevamo desiderio, e soprattutto dopo aver fatto delle indagini di mercato, di lanciare un nuovo prodotto, un prodotto che fosse un altro simbolo dell'eccellenza siciliana, che è un liquore in assoluto al mandarino. Il mandarino ci ha ricordato la delicatezza, l'eleganza, ma allo stesso tempo la forza data dalla sua natura di agrume siciliano. Vista la nostra sensibilità e la nostra presenza aziendale femminile in maggioranza, abbiamo deciso di non limitarci a fare il lancio di un nuovo prodotto, ma di costruirci sopra un progetto sulla donna. Nel senso, vuole essere un omaggio al mondo femminile che, per esempio, nel settore del beverage, che è quello da cui noi abbiamo tratto questo stimolo, questo desiderio di produrre una nuova fragranza, la donna sta piano piano prendendo sempre più un ruolo determinante. Si vedono sempre più donne dietro i banconi dei cocktail bar. Ci sono sempre più donne che decidono di fare impresa nel mondo del beverage o dell'ospitalità. Questo è un bel segnale e noi su questo abbiamo voluto declinare un progetto al femminile, dove un liquore, che comunque è qualcosa di spiritoso, di forte, ma allo stesso tempo può rappresentare eleganza, raffinatezza e sicuramente grande determinazione, abbiamo deciso di declinarlo al femminile. Ci siamo fatti sostenere da 5 barleti di fama nazionale, le quali hanno prestato i loro volti e hanno creato la prima drink list dedicata a FAM, assoluta al mandarino, che è appunto il nostro nuovo liquore. Mi piacerebbe leggere questo messaggio di Vito Capizzi. Vito Capizzi dice: la nostra cucina, i nostri prodotti sono prodotti genuini e salutari e li portiamo in giro per il mondo. L'Italia ricomincerà a volare come ha sempre fatto, bisogna essere ottimisti e fiduciosi. Nonostante il periodo che stiamo affrontando, ma ce la faremo perché siamo un paese che non molla e soprattutto siamo uniti. Assolutamente Vito. Nino Cilona dice: simpatica la questione che raccontava poc'anzi Nino Pietrini per quello che riguarda la questione del nickname. Molto spesso ho dei colleghi cinesi che scelgono un nome inglese e si presentano così agli altri, dice Nino Cilona. Ancora Stefania Caccamo dice: buongiorno amici di Io Compro Siciliano. Mio figlio, dopo aver vissuto 2 anni a Londra, ha deciso di tornare e investire in Sicilia. L'esperienza fuori è assolutamente formativa, ma bisogna farne prezioso bagaglio per innovarsi in Sicilia. Viva la Sicilia e la nostra insularità unica. Bravi! Beh, Nino, mi sembra che questo messaggio di Stefania Caccamo, della nostra amica, sia proprio vero. È importante poi formarsi fuori, venire qui, e poi dico, chi meglio di voi che fate proprio questo scambio quotidiano e giornaliero, questa integrazione culturale che diventa poi uno scambio importante che dà impulso alla nostra economia. Sicuramente dà un impulso alla nostra economia. Considerate che
delle aziende che abbiamo nel nostro network continuano costantemente a chiamarci per capire quando arriverà il prossimo stagista, le opportunità che ci sono per loro per l'internazionalizzazione, perché quello dello stage è solo una delle attività che facciamo. Noi facciamo anche progetti di cooperazione internazionale, ne abbiamo visto uno da poco sui microbirrifici, abbiamo presentato 5 microbirrifici siciliani in un network di microbirrifici europeo. Quindi facciamo diverso tipo di attività, e tante diventano opportunità per lavorare, per farsi vedere, per avere nuovi stimoli. L'Europa ci mette davanti un ventaglio di attività che è veramente vastissimo, e spesso le aziende non sono consce del fatto che l'Europa è un'opportunità e che quindi bisogna capire cosa ci offre. Spesso questi due mondi sono difficili da mettere vicini, da mettere insieme, quindi quello della formazione e dell'internazionalizzazione. Le aziende lo vedono un po' come una paura. Forse gli italiani abbiamo sempre questa paura dell'inglese, del fatto che dobbiamo parlare un'altra lingua, ma per questo esistono aziende come la nostra che cercano di far diventare queste cose semplici, che perciò tutti possono un po' approcciarsi a un progetto internazionale. Bene, noi siamo proprio arrivati a chiusura. Mi piacerebbe leggere ancora questo messaggio del Faraone Palermo. I nostri gesti sono bellissimi, oltre che la nostra amatissima terra. È uno scrigno contenente arte, bellezza, storia e tante eccellenze. Dobbiamo esserne orgogliosi, anzi orgogliosissimi. Mi piacerebbe proprio salutare il nostro amico e finire con questo messaggio l'appuntamento di oggi. Volevo ringraziare Emanuela Russo, Katia Consentino dei Giardini d'Amore, salutare Giuseppe Piccolo, che è la terza parte mancante dell'azienda. Vi ricordo che l'azienda si trova a Roccalumera, produzione di distillati e liquori, tutti i prodotti di ottima qualità, prodotti del territorio. Abbiamo avuto invece da Barcellona Pozzo di Gotto Nino Pietrini, che ha parlato di e-Project Consult, formazione, consulenza, servizi di sviluppo importante per la formazione, l'internazionalizzazione, la comunicazione e l'integrazione soprattutto dei popoli. Beh, signori, noi vi diamo appuntamento a questo pomeriggio alle 18, come sempre aperitivo social con il mitico Francesco Caravello. La nostra settimana continuerà qui da Favignana e saremo sempre in giro per la Sicilia per conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti, i volti delle nostre aziende, come quelli che abbiamo oggi qui con noi. Grazie per essere stati con noi. E come sempre ci piace chiudere in questo modo. Potreste, gentili ospiti, venire vicino alle camere? Perché a noi ci piace concludere dicendo tutti insieme così: io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi ad Maiora. Grazie. Ci vediamo domani. Ciao! Io compro siciliano live.